Buongiorno e benvenuti, ben svegliati a 7 in punto. Parliamo di turismo a Venezia. Si è appena conclusa la stagione estiva. Sapete che quando si parla di Venezia si parla sempre di flussi, di regolamentare i flussi, ma capire come al di là della regolamentazione del numero delle presenze, come cambia il modo di fare turismo a Venezia, con grande predilezione per le case in affitto attraverso gli Airbnb, oppure delle situazioni che in qualche modo fanno soffrire i grandi hotel. Per capire se veramente è così, stando anche ai dati della stagione appena conclusa, qui con noi questa mattina c'è Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, che raggruppa la maggior parte degli albergatori della città di Venezia. Buongiorno e benvenuto. Qual è la situazione degli alberghi a Venezia? L'ultima volta che ci siamo visti, se non ricordo male, lei diceva che per sopravvivere, in senso ampio, bisogna fornire servizi di qualità. Insomma, quelli che riescono a tener botta sono gli alberghi a 5 stelle. Quelli un po' più piccoli sono in sofferenza perché hanno la concorrenza sempre più aggressiva del, non so se extra alberghiero, è così o non è così? Allora, com'è andata la stagione? La stagione possiamo già tracciare un primo bilancio, anche se in realtà si chiude al 31 di gennaio, quindi i numeri li avremo al 31 di gennaio. Però possiamo dire che è stato un anno positivo rispetto all'anno precedente, perché l'anno 2018 è stato un anno terribile con una diminuzione dei fatturati di circa il 15%. Quest'anno invece c'è stata una ripresa, però una ripresa a macchia di leopardo. Una ripresa a macchia di leopardo perché abbiamo avuto i dati che ci raggiungono dagli hotel, sono positivi per quanto riguarda gli alberghi a 4 e 5 stelle, abbastanza positivi sui 3, invece sugli alberghi di categoria minore continua una sorta di difficoltà. L'analisi che faccio io è quella di dire che purtroppo gli alberghi a 1 e 2 stelle soffrono di più di una concorrenza che giunge inevitabilmente dagli appartamenti, dai bed and breakfast, dalle strutture ricettive extra alberghiere che inevitabilmente, avendo un numero di posti letto piuttosto elevato, portano a una concorrenza. Però ho visto che gli alberghi di categoria superiore, soprattutto con la Biennale, che quest'anno è stata veramente un successo, hanno anche costruito degli eventi, hanno avuto molti eventi all'interno degli hotel, hanno avuto una ristorazione che ha avuto una notevole richiesta da parte del pubblico, per cui insomma i conti per gli alberghi di categoria superiore sono sicuramente positivi in quasi tutti i casi. Anche i 3 stelle mi pare siano positivi, meno bene gli altri alberghi. Ecco. Quelli di categoria minore hanno necessità di reinventarsi o sono destinati a scomparire? Sicuramente questa nuova apertura un po' in tutta Italia, in tutto il mondo, ma anche soprattutto in Italia, dell'extra alberghiero, degli appartamenti, secondo me porta a dover ripensare la struttura degli alberghi a 1 e 2 stelle e quei 3 stelle di medie dimensioni, perché oggettivamente vanno in difficoltà. Per cui sì, noi abbiamo fatto anche delle proposte, tra le altre cose, di carattere normativo per consentire l'accorpamento della ricettività alberghiera con la ricettività extra alberghiera. Per cui adesso vedremo poi in itinere con la Regione Veneto che cosa verrà, però sicuramente va ripensata la ricettività in quel tipo di... cresce soprattutto a Venezia la ricettività però a 4 e 5 stelle, perché gli alberghi che aprono sono quasi tutti a 4 e 5 stelle. Anche perché si rivolgono ad una clientela che difficilmente sceglie l'appartamento o in caso sceglie l'appartamento all'interno comunque della struttura di un certo livello, che dispone anche di suite, chiamiamole così, che poi alla fine sono degli appartamenti, se uno vuole, per avere un certo tipo di servizio. È evidente che è così, ma non solo. Quel tipo di clientela che va negli alberghi a 4-5 stelle cerca anche di ristoranti di qualità, e proprio oggi la notizia di questi giorni è proprio il fatto che ben 4 su 7 ristoranti stellati a Venezia, ben 4 sono ristoranti alberghieri. Uno addirittura ha avuto 2 stelle Michelin, che è una rarità. E sempre più quindi si deve dare un servizio ai clienti di altissima qualità che a Venezia per fortuna viene erogato.
Sottolineando il ruolo che sta assumendo la ristorazione, cioè il ristorante annesso all'albergo, si delinea anche un nuovo trend che in Italia era diverso magari che nel resto del mondo, cioè c'è il grande albergo ma magari la ristorazione nel grande albergo non era mai al top, invece adesso c'è il connubio del ristorante al top con l'albergo. Ne sono felice perché mentre in tutta Europa quando si vuole andare a mangiare in un ristorante di altissima qualità si va in albergo, da noi in Italia invece la ristorazione alberghiera veniva considerata sempre una ristorazione di serie B. Sta cambiando completamente tutto, la dimostrazione è proprio Venezia. Venezia su 7 ristoranti stellati 4 sono ristoranti alberghieri, uno addirittura con 2 stelle Michelin, quindi con una ristorazione di altissima qualità. Questo fa piacere perché è proprio un'inversione completa di tendenza e quindi evidentemente la gente ha cominciato a capire che negli hotel si mangia bene e quindi comincia a frequentare i ristoranti degli hotel. Ed è un'inversione di tendenza per gli italiani, per la ricettività italiana, per la ristorazione italiana importante, affiancandosi naturalmente a una ristorazione di altissima qualità che è quella tradizionale. Venezia su questo ha una tradizione, una storia, voglio dire. Perché sto pensando che effettivamente ben venga la ristorazione di altissima qualità all'interno dell'albergo, però uno magari in un soggiorno vuole anche sperimentare, no? Di solito si va fuori a cena, magari si va nell'albergo vicino se l'offerta è di livello. Una delle cose infatti che vorrei fare è cominciare a dire agli albergatori, posto che magari sulle 3 notti che abitualmente sta ma magari la prima arrivi, la prima sta magari nel tuo ristorante e poi cerchiamo di inviarlo di creare un network, esattamente, una rete. Questa è una cosa che ho in mente e che cercherò di fare proprio durante questo periodo. Sì, perché fa parte anche, no, della richiesta di un soggiorno, quello di apprezzare, si parla tanto di questo termine di cui poi vorrei anche la sua opinione, l'experience, no? Certo, chiaro, l'esperienza, l'emozione che alla fine tanti ti vendono anche tanto fumo con sotto questa etichetta. Ma è la differenza tra il turista e il viaggiatore. Noi apprezziamo di più i viaggiatori, coloro che si immergono nel tessuto sociale dove vivono e dove vivono per pochi giorni, ma dove vivono per quel periodo in cui stanno in città e tra le altre cose la cucina è una delle cose, voglio dire, la cucina è cultura e quindi chi viene e assaggia la cucina veneziana secondo me si porta a casa anche un pezzo della nostra storia. Quali altre esperienze gli albergatori stanno studiando proprio per non animare il modello villaggio turistico, no? Predeterminato, preconfezionato, assolutamente, ma proprio per dare degli input di stimolo alla conoscenza, no? di un territorio? Visto che le vacanze sono sempre più brevi, però tu parti già, anche prima ancora di arrivare a Venezia, sai che puoi fare determinate cose o hai degli input per sviluppare delle scoperte. Il turista più attento, quel viaggiatore come abbiamo chiamato prima, sa che Venezia può offrire delle grandi possibilità in questo senso. Una la dico ed è legata alla ristorazione, è quella che ci sono alcuni grandi chef che operano all'interno degli alberghi che portano il turista, lo portano al mercato, gli fanno comprare il materiale, le materie prime e poi lo portano in hotel, gli fanno scuola di cucina e poi si pranza, si cena con quello che si è fatto insieme. E questa è un'esperienza proprio perché la cucina, finché il mercato di Rialto sopravvive, perché è un altro, speriamo che sopravviva a lungo, a 1000 anni di storia. È una cosa insostenibile, proprio non si può concepire, no? Che a 1000 anni il di mercato storia di Rialto si debba non deve andarsene, bisogna cercare di sostenerlo. Gli alberghi in questo senso sono importanti perché le spese molti lo fanno nel mercato di Rialto e quindi consentono la sostenibilità. Un altro aspetto invece importante è la laguna. La laguna offre grandissime possibilità, non solo la laguna, ma tutte le attività collegate alla laguna e quindi anche non soltanto tour all'interno della laguna, ma anche la possibilità di visitare gli squeri, la possibilità di visitare i luoghi dove si costruiscono le barche e via dicendo. Per cui Venezia sotto questo aspetto offre delle grandissime possibilità, anche perché molto spesso il turista non ha quel tipo di esperienza, non proviene da quel tipo di mondo che è il nostro, che è il mondo di un'isola, di alcune isole che sono situate nel mezzo del mare. Si possono trasformare quelli che magari in maniera un po' dispregiativa si definiscono i turisti, si possono trasformare in viaggiatori? Perché uno
una delle caratteristiche del turismo a Venezia, si parla di turismo di massa, no? Il riferimento immediato, il turista mordi e fuggi che fa la giornata poi se ne va, il turista che compra le mascherine in quelle situazioni dove di artigianato non c'è nulla, è tutto made in Cina. Ecco, come si può creare una cultura anche del turismo a Venezia mantenendo salva il diritto di fare arrivare tutti in città? Venezia è una città accogliente ed è sempre stata aperta verso tutti, però come ha detto giustamente lei, il turista, il viaggiatore che sta 3 giorni, chi sta 3 giorni sicuramente ha più possibilità di diventare un viaggiatore, di vivere, di immergersi. Purtroppo il problema non è colui che dorme negli alberghi veneziani o di Mestre, voglio dire, che sta 2 o 3 giorni. Il problema è il turista pendolare, cioè colui che in realtà è qui in zona per fare altre cose, tipo il periodo di spiaggia, e poi passa qualche ora in città. Oppure chi fa parte di quei gruppi che giungono a Venezia da ogni dove, dalla Slovenia, dall'Austria, dalla Lombardia, dal lago di Garda, vengono qui per pochissime ore, assaggiano, sentono il profumo della città, ma in realtà non la vivono, non la possono percepire, perché in questa maniera non si può visitare una città. Ecco, io sono sempre stato dell'opinione che anche il turista pendolare ha dei suoi diritti, ma evidentemente hanno dei diritti sia i cittadini veneziani, sia gli operatori turistici veneziani, ma anche coloro che per alcuni giorni diventano nostri cittadini temporanei e quindi le persone che per 2 o 3 giorni dormono nei nostri hotel, nelle nostre strutture ricettive. Oggettivamente vanno messi dei limiti perché poi si crea quell'antiturismo, si crea quella reazione al turismo che è sempre sgradevole. Ho letto in questi giorni, io ero fuori Venezia quindi non ho potuto vivere l'esperienza, ma nel Ponte dei Morti, dei Santi, voglio dire, c'è stata una fortissima affluenza e ho letto dei commenti sui social piuttosto pesanti da parte dei cittadini. Se da un lato ritengo che a volte usare certi termini è sbagliato, dall'altro lato posso capire che chi si vede espropriato della propria città possa avere una reazione. Allora, il problema non sono i turisti, ma sono la mancanza di provvedimenti di gestione dei flussi turistici. Alla tassa di sbarco può ecco, essere... Però stavo dicendo, su questo il sindaco alcuni provvedimenti li sta prendendo. È un sindaco che è partito un po' insicuro nel primo anno. Il gradimento del sindaco. Siamo quasi in campagna elettorale, però. Vabbè, allora parliamo di altro. No, facciamo un'analisi come categoria, faccio degli esempi. Però sì, l'esempio è la tassa di sbarco che nella sua forma che della parte difficile a gennaio obbligazione, 2020. però che è giusta, insomma, perché il turista, il viaggiatore, colui che sta nella nostra città, che contribuisce per il 70% al fatturato turistico, paga la tassa di soggiorno, chi invece porta pressoché nulla e a volte porta un peso anche alla città, come abbiamo detto prima, non paga niente. Allora è giusto che paghi qualcosa, ma non come tassa, come contributo per la vivibilità della città. Dall'altro lato invece una cosa estremamente positiva è quella che è uscita l'altro giorno, nel senso che l'intenzione di fare 3 terminal. Infatti dove stavo facendo la domanda. Perché questa era un'idea nostra, voglio dire. Sublagunare? No, sul lagunare questo è un altro discorso, che arrivino come vogliono. Esatto, qualcuno ha ritirato fuori la sublagunare. Perfetto, su questo, però sul fatto che si fermi... Ci siano altri piazzale Roma? Si fermare il turista pendolare sulla Gronda e farlo arrivare via acqua, via sublagunare, su questo sono assolutamente neutro nel giudizio. Questa è una cosa che eravamo noi ad aver proposto. Se uno va a vedere la diretta streaming quando il sindaco chiese le audizioni alle categorie, questa fu la nostra proposta. Quindi un altro Ponte della Libertà? No, invece, più che Ponte della Libertà, che è un'idea che provocatoriamente anche il mio Presidente aveva lanciato, quello attuale in effetti è vecchio e piuttosto difficile. Abbiamo visto per il ponte del 1° novembre è andato letteralmente in tilt. Sì. Per cui, detto questo, sì, probabilmente avrebbe bisogno di essere un po' rimaneggiato, però 3 terminal, 3 punti d'accesso sulla Gronda lagunare da dove si giunge in acqua senza bisogno di fare ulteriori ponti. Questo era quello che avevamo proposto noi sulla base di un piano regolatore del 96. È chiaro che se Fusina viene potenziato via acqua si può giungere verso le Zattere, se viene fatto un terminal all'aeroporto evidentemente si giunge alle fondamenta nuove, se invece viene fatto un terminal verso il Montiron come pare riservato sarà un terminal che servirà soprattutto alle isole che hanno bisogno di collegamenti rapidi con le terraferma, perché Murano, Burano, Torcello si stanno spopolando anche per il fatto che non hanno collegamenti celeri con la terraferma, è uno dei problemi che hanno.
Le isole sono un'offerta turistica appetibile o il turista, il viaggiatore se ne dimentica? Le isole, vorrei ricordare, c'è una struttura turistica importante che tra le altre cose ha uno dei ristoranti stellati che assolutamente sta aprendosi, facendo un'operazione tra le cose molto interessanti di recupero del vitigno, di un vitigno che era il Dorona, non facciamo il nome dell'azienda ma facciamo il nome del vitigno che è importante, il Dorona che era un vitigno tipico della laguna veneta che resisteva alle acque alte, quindi un vitigno molto resistente, l'ha recuperato, quindi ha fatto con un piccolo ettaro annesso a questo ristorante molto noto, ha fatto un vino, l'ha recuperato questo vino e quindi sta facendo degli appartamenti collegati all'hotel. Sappiamo che c'è la possibilità di fare l'albergo diffuso nelle isole di Venezia. Infatti non c'è il rischio che alla fine delle aree felici dal punto di vista del non essere ancora invase dal turismo, e penso all'isola della Giudecca, in qualche modo poi si diventino quello che può essere Stradanova, perché la Giudecca, chi la frequenta, insomma, negli ultimi 2 o 3 anni ha visto un esplodere della presenza turistica. Basta anche vedere i locali che una volta erano gli antichi bacari, oggi ci sono le grandi catene della ristorazione fast food, senza nulla togliere a ciò. Non c'è che il rischio appunto che un po' si contamini? Se parliamo della Giudecca in particolare mi pare che sia rimasta ancora abbastanza quella di una volta. Tra le altre cose non è un'isola molto appetibile dal punto di vista alberghiero, al di là di un grandissimo albergo che ha avuto grande fortuna, dall'altro punto dagli altri hanno più difficoltà perché non è collegata... Ma se non sbaglio c'è una diffusione dell'appartamento. Ma quello degli appartamenti, allora entriamo in un altro tema. Sugli appartamenti... L'altro giorno parlavo con un'amica e mi diceva io viaggio solo in appartamento. C'è un tipo di clientela, famiglie ad esempio, che vogliono l'appartamento. È anche un po' una moda. Però è anche un po' una moda, certamente. E anche un po' un risparmio, perché indubbiamente... Sì, anche se hanno un loro costo. Infatti noi tra le altre cose associamo, perché ci sono albergatori che hanno appartamenti, oltre ad avere l'albergo, proprio per dare un'assistenza al cliente completa, le famiglie ad esempio cercano gli appartamenti. Però detto questo cominciano a essere troppi e quindi bisogna mettere dei limiti. Io sono sempre a favore del comprendersi, mai fare guerre e via dicendo. Per cui a chi gestisce questi appartamenti dico sempre, a chi li rappresenta, ci devono essere anche delle regole, perché mettiamo delle regole insieme, non è un albergo che è la struttura fatta così, il condominio tutte le ore che mi entrano e escano delle persone. Certo, mettiamo delle regole insieme, mettiamo dei paletti insieme che vadano bene a tutti. Potrebbe essere un numero di giorni che non è i 365 giorni all'anno. Naturalmente se uno vuol fare impresa, a 10 appartamenti fa impresa, può fare quello che vuole, secondo me, perché l'impresa è libera in Italia. Però se uno lo fa a titolo personale, il classico che ha 2 o 3 appartamenti, mettiamo dei paletti. I paletti potrebbero essere un numero di giorni, 180 giorni e non di più. Potrebbe essere anche che devi avere il permesso dei condomini per poter fare questo e quindi magari favorire chi ha tutta una palazzina anziché l'appartamento all'interno di un condominio dove vivono anche veneziani per i problemi che ci sono. Potrebbe essere la proposta del sindaco le fosse settiche, l'obbligo delle fosse settiche. Che però lì già taglierebbe fuori una buona metà, secondo me, degli appartamenti. Insomma, una vecchia questione quella delle sediamoci al tavolo tutti insieme da veneziani, e cerchiamo di porre delle regole che siano condivise, perché quello che mi dicono molti gestori di appartamento, mi dicono che cominciano a essere troppi, non solo per gli alberghi, ma anche per se stessi, nel senso che c'è una concorrenza tra affittuari di appartamenti a fini turistici che comincia a diventare difficile da gestire, con un crollo anche dei prezzi. E quindi è evidente che sarebbe, penso, interessi di tutti cominciare a limitare il mercato dicendo invece di averne 1000 potremmo averne 500, voglio dire. Ha detto che comunque la stagione questo prebilancio, se vogliamo, si è conclusa con un più 15%. No, l'altro anno era meno 15, quest'anno non abbiamo, sarà qualche punto percentuale, però ma il numero ce l'avremo. Dal meno 15 comunque si sono recuperati 15 punti, insomma. No, dal meno 15 l'anno scorso abbiamo recuperato un paio di punti probabilmente, però rispetto a una situazione che sembrava negativa c'è un recupero. Come si spiega questo recupero? Perché comunque l'offerta di appartamenti, l'offerta è sempre molto ampia. Come si spiega questo recupero? La Biennale prima di tutto è stato un
grandissimo attrattore. Che porta a un certo tipo sì, di clientela. Certo tipo di clientela, ma infatti per quello che dicevo prima hanno colpito, l'aumento è stato soprattutto negli alberghi di fascia più alta, anche se la Biennale in realtà porta un certo tipo di clientela, però porta il mercante d'arte, però porta anche lo studente d'architettura che va magari in un bed and breakfast. E poi voglio dire, Venezia è sempre una destinazione che viene richiesta. L'anno scorso c'è stata una fortissima poi campagna sui giornali, ogni settimana usciva un articolo sulla stampa internazionale in cui si denigrava Venezia. Sì, ma in termini molto cattivi, molto feroci e anche sbagliati, secondo me. Questo ha funzionato da boomerang, secondo lei? Sì, secondo me ha fatto da boomerang l'anno scorso. Quest'anno la campagna mi sembra meno forte, per cui probabilmente ha ripreso anche per questo. C'è stata meno pubblicità negativa. Ma siamo molto preoccupati. Perché la pubblicità negativa? Qual era l'interesse? Se uno dice Venezia... No, ma l'interesse di colpire Venezia, che dovrebbe essere nel cuore di tutti. Ma secondo me si va anche a mode, probabilmente. Poi c'è la forte polemica interna che c'è all'interno della città contro il turismo, l'overtourism. Le grandi navi? Anche le grandi navi, sì, quello che è successo con le grandi navi, sono tutte pubblicità negative che attraggono l'attenzione della stampa internazionale e non in termini positivi. Poi anche questo contrasto forte che c'è tra veneziani e il turismo, a volte addirittura veneziani che magari vivono direttamente o indirettamente di turismo, voglio dire, a Venezia 3 miliardi di euro di fatturato, il turismo nessuno può dire non vivo di turismo, non lo può dire gli impiegati di banca, perché le banche a Venezia vivono grazie al fatto che ci sono imprese che fanno mutui, non lo possono dire gli avvocati, perché gli avvocati lavorano con le imprese turistiche, no, posso dire gli architetti perché sono loro che fanno gli alberghi e restaurano magari gli appartamenti. Quindi destinati un po' più di onestà intellettuale, lei dice? Secondo me sì, dovremmo prendere atto, però un'onestà intellettuale anche da parte nostra, perché è giusto fare autocritica. Molto spesso ci dimentichiamo di quanto il turismo possa incidere negativamente sulla città, mentre invece noi dobbiamo cominciare a capire che il turismo è un benessere per la città, ma non ci sono solo i soldi, va mantenuto anche un tessuto sociale all'interno della nostra città. Insomma, il fatto che non si trovino appartamenti in affitto è sicuramente un problema che va risolto. Ma mi pare che il sindaco su questo abbia delle intenzioni abbastanza serie. Si tratta da parte nostra di capire che ognuno deve fare un passo indietro, un po' di sacrifici tutti noi. Lei diceva che cosa vi preoccupa e poi parliamo, perché le parla di sindaco, ma insomma siamo alla scadenza del mandato di questo. Sì, ma io ne parlo tranquillamente, l'AVE è apartitica nella maniera più assoluta, per cui io parlo solo delle cose che vengono fatte o non fatte. Un bilancio lo faccio tranquillamente. Siamo preoccupati per il prossimo anno perché c'è la Brexit e i turisti inglesi rappresentano l'8% del totale, sono turisti alto spendenti. Se la sterlina diminuisce e l'euro sale e ci sono difficoltà per arrivare, dubito che questo numero verrà confermato. C'è un rischio di un 8%. C'è qualcosa di incredibile, una sorta di tradizione statunitense, l'anno delle elezioni americane, non si viaggia. Non si viaggia. Questo è un altro aspetto negativo, perché gli americani sono quasi il 15% del totale e sono anche loro turisti alto spendenti. Sono un po' scaramantici comunque. Ci sono tensioni internazionali sempre più forti. Che penalizzano quali ambiti che magari stavano iniziando a uscire ad esempio, dal la loro... Russia era un ottimo cliente per noi, turisti anche loro alto spendenti, purtroppo lì ci sono il problema delle sanzioni, l'Ucraina, certo. E questo si rivela poi un boomerang per noi. Il mondo arabo, medio orientale? Il mondo arabo è una grandissima, però sarà per il futuro. L'America Latina per noi è sempre stato un ottimo cliente, circa il 6% dei flussi turistici veneziani vengono dall'America Latina, ma lei sa che l'America Latina sta un po' esplodendo, Brasile e quella Cile, crescita a doppio cifra esattamente, anche come l'India e come la Cina. E che la Cina deve ancora esplodere, nel senso che la grande speranza per il futuro, un mercato difficile da gestire, ma questo ci stiamo attrezzando. Abbiamo incaricato proprio dei rapporti con la Cina una nostra consigliera albergatrice cinese che si sta occupando proprio di andare in Cina a raccontare Venezia, però contemporaneamente in questo momento rappresentano il 3,5% dei flussi turistici complessivi, quindi la Cina esploderà, però per il momento non è così fondamentale per il turismo veneziano. Torniamo alla figura del turista viaggiatore, 1,5 milioni di persone che viaggiano sulle navi da crociera e che anche loro insistono su Venezia magari per qualche ora. Sono più turisti o sono più viaggiatori? Come vanno gestiti? Loro sono una via di mezzo, però veda, il turista che giunge a Venezia e sta poche ore è benvenuto lo stesso, perché la speranza è che se lo tratti bene magari vuole tornare a Venezia e sta 3 giorni. Magari con la nave non proprio in marittima?
quella è una cosa che... Cioè, ma anche lei è come per la decisione del 2017, canale Vittorio Emanuele? Sì, esattamente, bisogna levarli assolutamente dal bacino di San Marco, questa è una cosa che deve finire. Ma tutta la città è d'accordo su questo, voglio dire... L'episodio di quest'estate... ha dimostrato che oggettivamente rischi ce ne possono essere, quindi vanno levate da lì. Dove vanno? Io penso che Marghera in ogni caso ha un compito di accoglienza. La marittima può essere utilizzata ancora scavando il canale Vittorio Emanuele, però su questo non sono un tecnico e lascio ai tecnici le possibilità di giudicare se è possibile o non è possibile. In ogni caso quello che come veneziano, prima che come operatore turistico, chiedo è che vengano levate dal bacino di San Marco, questo è prioritario. Come operatore turistico le chiedo il Lido di Venezia, che anche quella è un'incognita, riparte, si riferma, riparte, si riferma. Il Lido ha delle grandissime possibilità, se uno lo guarda e vede, se uno racconta cos'è il Lido... Era l'isola d'oro non a caso. È l'isola d'oro, è l'isola in cui ognuno di noi vorrebbe... Ai tempi di guerra, in Prima Guerra Mondiale, i grandi ambienti hanno trovato rifugio sì, lì, le ville stile Liberty. Lì vorrebbero vivere, chiunque vorrebbe vivere lì. E allora come mai? Ci sono alcune sfide da vincere, la prima è il rilancio di questi alberghi, questo fondo di investimento che in questo momento è proprietario, mi pare faccia le cose seriamente, quindi il De Ben, che secondo me si è sbagliato a non destinarlo, levarlo dal settore alberghiero, adesso mi pare lo stiano riportando, Excelsior, De Ben, e poi questa grande sfida che stanno facendo sull'ospedale al mare, che può diventare veramente un grandissimo attrattore per il Lido. Dopo gli altri scelgono a ruota. Recentemente sono andato a vedere un hotel storico che c'è vicino al Casinò proprio, e sedendomi con la signora, una vecchia signora di quelle dame di altri tempi, mi ha raccontato un pochino cos'era il Lido, deve tornare ad essere quello, il luogo dove le persone che hanno classe, signorilità e anche perché no, anche un po' di denaro tornano a passare non soltanto 1, 2, 3 giorni, ma magari 7, 14, 21 giorni. 1° dicembre, ennesimo referendum per chiedere la separazione da Venezia e Mestre. Qual è la vostra posizione? E ovviamente il 1° dicembre è anche lo spartiacque per poi iniziare un'eventuale campagna elettorale per il primo cittadino unico o due sindaci. Allora, Ava è sempre stata, questo non è il primo referendum, quindi abbiamo una serie di esperienza. Ava è sempre stata unionista, non è un caso che noi per statuto consideriamo anche ora è necessario essere uniti? A Venezia e Mestre li consideriamo insieme. La mia posizione personale è quella di essere contrario alla separazione. Provi a pensare soltanto un sindaco di destra a Mestre e un sindaco di sinistra a Venezia, sarebbero lì a farsi la guerra tutti i giorni. Ma gli amministratori non sono super partes ormai necessariamente, devono risolvere i problemi? No, ma guardi, la politica influisce molto, a mio modo di vedere sarebbe un dramma. Ma non solo, una volta De Rita ci disse a una riunione che la Gronda lagunare deve essere il luogo dove la città si unisce. Le due anime della città si uniscono e su questo è la grande sfida del futuro, è questa, cioè che cosa facciamo della Gronda lagunare, il punto d'incontro tra le due anime. La Gronda è tutta quell'area costiera della laguna che in realtà in questo momento è un punto di divisione tra Venezia e Mestre. Invece deve diventare il punto di unione, lì c'è l'aeroporto, lì c'è il porto, ci sarà il futuro porto, spero, della marittima, ci saranno i terminal. Allora, lo stadio? Lo stadio anche della... Sì, esatto, deve diventare il punto di interscambio tra le due anime della città, la stessa città che ha due anime. Allora, io pensare che quella Gronda diventa, con tutte quell'area diventa, con tutti quanti gli investimenti che ci sono su quel territorio, diventa il punto, il confine tra due città che sicuramente saranno in concorrenza l'un con l'altro, guardi, mi viene soltanto male a pensarlo. Detto questo, purtroppo io non voto invece perché il 1° dicembre sarò a Sorrento per il comitato dei direttori di Federalberghi. In qualche modo è difficile da spiegare che non sia una posizione in linea con quella del sindaco che ha invitato all'astensione. Io non ci sarò. Si è costruito l'alibi. No, ma la convocazione la posso mostrare a chiunque, non ce la faccio tornare. Lei era scettico sui grandi alberghi di Mestre, ora in questa visione unionista ritengo che insomma che sia felice, rivede un po' le sue posizioni? Allora, rivedo un po' le mie posizioni.
temevo che, e parzialmente lo sono, fosse una concorrenza per gli alberghi di Venezia. In realtà la clientela che va in quegli alberghi è una clientela diversa, anche se aggiuntiva. E con la situazione veneziana, con un numero inconsistente di turisti, forse l'aggiunta può creare dei problemi. Faccio un esempio: i mezzi di trasporto tra Mestre e Venezia sono un pochino in difficoltà grazie a questa operazione. Detto questo, vedo l'operazione positivamente e mi ricredo rispetto a quanto detto nel passato, perché ho visto che hanno riportato una cosa fondamentale in quell'area, la sicurezza. Un'ultima cosa, perché siamo in chiusura, si vota anche in regione? Beh, Zaia si è comportato benissimo, dopo ognuno vota come vuole, però veramente su una cosa bisogna dire: il Veneto è ben amministrato. Dal punto di vista turistico? Anche dal punto di vista turistico, Caner si è rivelato un ottimo assessore, uno dei migliori che abbiamo avuto. Ormai sono 20 anni che lavoro in questo settore. Con questa campagna elettorale, con questo appoggio incondizionato, io saluto Claudio Scarpa, direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori, saluto voi, ci rivediamo domani mattina con 7 in punto. Grazie, arrivederci.